Lorenzo, 18 anni, morto di scuola. È questa la frase shock accompagnata da diverse chiazze rosse apparsa nottetempo sui muri dell'ufficio scolastico provinciale. Il riferimento alla tragedia di Udine e a Lorenzo Parelli, il giovane rimasto schiacciato da una trave d'acciaio durante il suo ultimo giorno di stage il 22 gennaio scorso. Scritte di questo tipo mi sanno tanto da strumentalizzazione e credo che non rispettino il dolore di una famiglia. Peraltro dire che si muore di scuola credo che sia il contrario di quello che invece accade nelle scuole. E certo è un episodio gravissimo e triste. Un blitz in piena regola con la questura di Treviso che sta indagando a 360 gradi. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere della zona. L'ex provveditorato si trova a fianco della provincia, nel cuore del Sant'Artemio. A denunciare l'accaduto per primo via social l'imprenditore ed esponente politico Luigi Susin. È un atto sicuramente blasfemo e che non fa sicuramente del bene né a Lorenzo né alla famiglia. Resta una riflessione più in generale sulla necessità di unire mondo della scuola, della formazione e del lavoro. Noi imprenditori, questo devo dire è uno strumento veramente indispensabile per capire e far capire ai ragazzi come ci si deve comportare in azienda. Certo, l'incidente come questo è un incidente gravissimo e che non dovrebbe mai accadere. In giornata una mobilitazione è stata annunciata per il 28 gennaio dal fronte della gioventù comunista, sia a livello locale che nazionale. Non si può morire di scuola lavoro, lo slogan scelto nei giorni in cui si è infiammato anche il dibattito sindacale. Nel frattempo al Sant'Artemio sono già arrivati gli operai per togliere le scritte. Agli autori del gesto si rivolge lo stesso Susin. Metteteci la faccia, non fate questi atti blasfemi che sicuramente la famiglia non ha apprezzato, ma chiamate, come in questo caso Antenne 3, i giornali, manifestate, fate convegni, organizzate convegni, fate in modo che anche l'imprenditore sia a vostro fianco per fare la differenza oggi, domani e dopodomani.